internazionali, abbiamo una rete insomma, di volontariato anche all'estero ed è una forma prevalentemente giovanile, ma non solo, insomma, sono frequentati da famiglie, da persone adulte che comunque vogliono dedicare una parte delle loro ferie ad una cosa utile per il territorio. Non sono dei campi di lavoro a 360 gradi, comunque c'è la possibilità insomma, di avere la mezza giornata libera, quindi fare attività, si conoscono molte persone, si visitano posti nuovi, diversi, è un'esperienza di vita sicuramente importante. Ecco, so che tu Ilaria segui un po' i campi, volevo chiederti innanzitutto un po' quanto durano queste esperienze, anche per far capire a chi ci segue di che cosa si tratta e di citarci un po' delle tipologie. So che peraltro ci sono delle esperienze anche in Polesine quest'anno. Quindi... dunque mediamente durano dai 7 ai 10 giorni, anche 15 in certi casi, dipende dal progetto che il campo intende raggiungere, perché si tratta di sensibilizzazione di un territorio oppure la pulizia di un sentiero, di un particolare parco, insomma dipende dal progetto in sé. E qui in Polesine ne verranno attivati 3. A Rovigo c'è un campo internazionale over 50, quindi che partirà alla fine di giugno, inizio luglio, e quindi si basa essenzialmente sulla sensibilizzazione anche del volontariato. E quindi avvicinare la gente, e già le persone che parteciperanno sono over 50, quindi c'è un ampio raggio, insomma, un'immagine ecco, più ampia del volontariato, quindi non solo giovani ma anche adulti. Poi c'è Villadose, anche questo è nel periodo di luglio e anche questo è un campo internazionale. E poi a seguire a settembre c'è il campo sul Delta del Po, che è in relazione anche al progetto VIA, Volontari in Azione, e coinciderà poi con Puliamo il Mondo, che è un'altra campagna di Legambiente. Quindi si tratta, ecco, il campo di per sé è un'esperienza particolare perché mette insieme persone che non si conoscono, hanno un progetto comune e soprattutto vengono avvicinati al territorio e alla valorizzazione del territorio. Sì, ma come dire, un'esperienza di partecipazione diretta e per prendersi anche cura dell'ambiente che ci circonda. Volevo chiedere un attimo un chiarimento sul progetto VIA Volontari in Azione che è stato appena citato e spiegarci un attimo di che cosa si tratta rapidamente. Sì, nell'anno del volontariato abbiamo pensato sì, il 2011 è l'anno europeo del volontariato, vale la pena insomma di ricordarlo. Sottolinearlo, ecco. E abbiamo pensato di dedicare parte della nostra attività proprio alla promozione del volontariato a 360 gradi, quindi non solo un volontariato ambientale. Grazie ad una coprogettazione insieme ad altre 4 associazioni, tra cui un'altra associazione ambientalista che è il WWF, Arci Solidarietà e 2 circoli Hauser, abbiamo attivato appunto questo progetto che prevede il coinvolgimento di un gran numero di giovani e parallelamente di persone diciamo anziane, ecco, quindi soci dell'Hauser, ma anche insomma nuovi volontari. L'idea è proprio quella di fornire innanzitutto gli strumenti e le conoscenze per accedere al mondo del volontariato, quindi progetti di volontariato sia locale sia internazionale, quindi fornire a chi vuole avvicinarsi le conoscenze, le competenze per riuscire a trovare un progetto adatto alle proprie necessità. Questo in linea generale. Praticamente verrà attuato uno sportello sul territorio, uno sportello reale, fisico, a cui i cittadini potranno rivolgersi per avere queste informazioni e in particolare informazioni dettagliate sul volontariato europeo. Legambiente è da qualche tempo accreditata per l'invio di volontari in progetti SVE e quindi grazie ai nostri operatori sarà possibile ottenere informazioni per capire un po' come orientare la propria scelta. Un'altra cosa molto importante del progetto VIA sarà il coinvolgimento del territorio, quindi uno sportello anche itinerante che andrà ad incontrare i cittadini nelle varie amministrazioni, nei vari comuni e che parteciperà a molte iniziative locali proprio grazie alla rete di partner che stiamo creando.
Ecco, tu hai citato lo SVE, una cosa che pochi sanno è che ci sono, e siamo nell'anno europeo del volontariato, appunto parliamone, e ci sono delle opportunità di volontariato anche all'estero, in particolare nell'ambito della comunità europea. Forse è un tema un po' lontano, ma vale la pena di ricordare che cos'è lo SVE, cioè il Servizio Volontario Europeo, e il fatto che Legambiente adesso, essendo ente accreditato, consente di accedere a queste opportunità. Sì, ci sono vari tipi, insomma, di progetti a cui ci si può appunto rivolgere. Legambiente ha ottenuto l'accreditamento per l'invio e la ricezione anche di volontari all'interno di questo servizio di volontariato europeo e ecco, quello che noi vogliamo fare è proprio dare informazioni per orientare un po' quella che è la scelta dei cittadini. Già qualche progetto di ricezione lo abbiamo attuato, in particolare a Verona e in provincia di Padova. Speriamo di riuscire ad attuare qualche progetto anche a Rovigo, insomma speriamo che dall'estero qualcuno abbia voglia di visitare la provincia di Rovigo e di impegnarsi nel nostro territorio. E in realtà abbiamo avuto i primi contatti già per qualcuno che ha voglia di provare ad andare a fare un'esperienza all'estero. Per quanto riguarda il progetto VIA, su questo invio di volontari, quello che noi vorremmo fare è dare la possibilità anche a persone svantaggiate di fare questa esperienza, perché comunque il volontariato sembra sempre un po' un privilegio, ecco, di chi ha tempo, di chi... Sì. In realtà a volte mancano proprio le conoscenze, manca la possibilità di accedere a certi tipi di informazione, quindi quello che è il nostro scopo è quello di dare anche a persone svantaggiate, non necessariamente per motivi economici, anche magari per lontananza da centri, vivono in piccole frazioni, eccetera, dare la possibilità di accedere alle informazioni e quindi poi anche magari concretizzare il viaggio e il progetto di volontariato. Quindi allargare il volontariato esatto. più possibile a tutti. Che cosa bolle in pentola in questo periodo? Era un po' la domanda sulle iniziative, vorrei capire anche che cosa c'è in programma. Ce ne sono tantissime, a dire la verità. La primavera, inizio estate, è uno dei periodi più intensi dell'anno in Legambiente. La prossima iniziativa è tra pochissimi giorni, proprio in vista delle elezioni comunali a Rovigo. Presenteremo il 4 di maggio il rapporto Ambiente Italia 2011, che è, diciamo, una rassegna dei maggiori indicatori ambientali e quest'anno è focalizzato sul consumo di suolo. Nell'occasione, con la partecipazione di Edoardo Zanchini, che è il nostro dirigente nazionale, responsabile del settore energia e territorio per Legambiente, nonché curatore del rapporto, con l'architetto Francesco Musco e con altri ospiti, tra cui un funzionario del Ministero dell'Ambiente, avremo modo di discutere con i candidati alla carica di sindaco delle loro idee sullo sviluppo urbanistico di Rovigo 2011-2016. Pochi giorni dopo ci sarà Voler Bene all'Italia, che è una campagna nazionale di valorizzazione dei piccoli comuni e delle loro particolarità, beni culturali minori, folklore, cultura di piccoli comuni. Quest'anno, tra l'altro, come l'anno scorso, Legambiente Veneto ha eletto, diciamo, comune di punta dell'intera regione proprio un territorio polesano. L'anno scorso era il comune di Frassinelle, quest'anno la scelta si è ampliata sui 7 comuni, tra cui Frassinelle, che hanno concertato insieme il Patti Medio Polesine. Secondo noi è stato veramente un lavoro degno di nota, 7 comuni che si mettono insieme per studiare le linee di sviluppo di un territorio sia economico che ambientale, così con l'approvazione del nazionale siamo riusciti a far eleggere questo territorio come territorio di punta. E poi tantissime altre iniziative. A fine maggio c'è Spiagge Pulite, una campagna storica di Legambiente, penso insomma che sia conosciuta un po' da tutti. Probabilmente. Raccontiamola anche per chi non... Si tratta sostanzialmente, nasce insomma con la pulizia vera e propria delle spiagge, dei litorali. Sì, è la eccetera. campagna più classica di Legambiente. Sì, è sull'esempio insomma di Puliamo il Mondo, però focalizzata sulle zone costiere. Quest'anno speriamo di riuscire a realizzarlo a Porto Levante. E anno dopo anno la campagna, oltre
oltre ad un valore di pulizia reale, ha poi preso tanti altri significati di tutela comunque delle coste, e quest'anno appunto con il progetto Neptune vorremmo cercare di sensibilizzare proprio sul pericolo che viene dall'inquinamento marino. E poi tantissime altre attività nel corso dell'estate, i campi di volontariato come abbiamo detto prima, e tante altre cose che è possibile comunque trovare sul nostro sito. Ecco, ricordiamo il vostro sito. Sì, il sito di Legambiente Veneto è www.legambienteveneto.it, mentre per i campi di volontariato il sito di riferimento è www.legambiente.it, perché è una prerogativa nazionale. E quindi non ci resta che voi avete presentato tante cose e speriamo di essere riusciti a rendere il quadro chiaro delle vostre iniziative. Non resta che chiedervi che cosa deve fare chi vuole fare un campo di volontariato con Legambiente, dove si deve rivolgere, insomma. Deve andare sul sito del nazionale, di Legambiente Nazionale, e chiamare il numero, cioè seguire poi le indicazioni sul sito, chiamare insomma l'associazione, il nazionale stesso, e che insomma poi il nazionale si mette in contatto con il volontario che intende fare il campo e che tipo di campo vuole fare. Insomma c'è tutta una prassi che però insomma è guidato attraverso il nazionale stesso. E chi volesse partecipare per esempio a una singola iniziativa, Puliamo il mondo, spiagge pulite, un singolo appuntamento, una campagna più localizzata. Per quanto riguarda le iniziative a Rovigo si rivolge al nostro circolo locale, che è sul Corso del Popolo, praticamente di fianco all'Istituto dei Geometri, oppure può vedere anche il nostro sito internet di Rovigo, che è legambienterovigo.eu, oppure per Legambiente Veneto, quello che abbiamo detto prima, legambienteveneto.it. Può chiamare la nostra sede, siamo aperti tutti i giorni, o venirci a trovare direttamente, e in quel caso potremo fornire informazioni sulle iniziative, spiegare come partecipare ed eventualmente, insomma, se interessati possiamo tesserare, insomma, e associare le persone che vengono a trovarci. Bene, a me non resta che farvi i complimenti per questa vostra testimonianza e per il lavoro e per le molte cose che fa Legambiente. Grazie. Anche nel territorio della provincia di Rovigo. Vi ringrazio per aver dato parola a un'esperienza di volontariato in questa puntata di Spazio Volontariato. Salutiamo i nostri spettatori e li rimandiamo alla terza puntata di Spazio Volontariato, in cui continueremo ad approfondire le tematiche legate al volontariato, alla solidarietà, ma anche, come avete sentito in questa puntata, semplicemente alla partecipazione e alla cittadinanza attiva.